Nella rete delle fiamme gialle anche un imprenditore trevigiano che sulla carta guadagnava 100.000 euro l'anno ma che non ha esitato a definirsi disoccupato pur di ottenere l'esenzione del pagamento del ticket sanitario. È solo uno dei tanti casi scoperti dalla Guardia di Finanza del Veneto che riguarda i cosiddetti furbetti del ticket. Oltre 2.300 i soggetti individuati dai finanzieri che hanno falsificato le autocertificazioni per sottrarsi al pagamento dei fatidici 36 euro. La maggior parte appartengono al cosiddetto ceto medio, lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra i 20 e i 25.000 euro annui, ma non mancano certo i casi eclatanti. Per quello che riguarda il Trevigiano, nel biennio 2009-2010 sono 1.030 i falsi esenti che di fatto hanno truffato l'ULSS 9, un numero legato al maggior numero di persone assistite rispetto alle altre 4 ULSS venete controllate dalla finanza. Anche l'azienda sanitaria, in base alle disposizioni della Regione, è chiamata parallelamente ad effettuare dei controlli sull'effettiva sussistenza dei requisiti per l'esenzione su almeno l'1% di chi ne fa richiesta. Noi abbiamo riscontrato, come nel caso della Guardia di Finanza, anche se per numeri inferiori, comunque circa il 12% all'anno di dichiarazioni false sui controlli che facciamo. Sono pochi i casi di chi sbaglia in malafede, spiega il direttore amministrativo. Il dato da rilevare e che ha portato già al recupero di 16.000 euro per gli ultimi casi scoperti è il prontissimo pagamento da parte dei furbetti una volta che sono stati scoperti. Riferiti al 2009, su 2.000 controlli abbiamo verificato oltre 250 dichiarazioni false, per le quali poi andiamo al recupero del dovuto all'amministrazione.